Ciao tifosi napoletani, bentornati sul vostro canale di notizie quotidiane del Napoli. Dopo la grande vittoria del Napoli contro il Milan, Antonio Conte non è rimasto in silenzio e abbiamo separato per voi le principali dichiarazioni del tecnico azzurro. Ha parlato anche Kvaratskhelia. Restate con noi fino alla fine e guardate tutto quello che hanno detto. Il giocatore georgiano, autore di un bellissimo gol, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro il Milan. Il Napoli ha vinto e convinto per 2-0 contro il Milan a San Siro nell'anticipo della 10ª giornata del campionato di Serie A. Turno infrasettimanale amaro per gli uomini di Fonseca, dolcissimo invece per Antonio Conte e i suoi che spugnano lo stadio Meazza sfruttando le occasioni concesse dai rossoneri. Pronti via ed è subito Lukaku a far male, quinto. Poi nel momento migliore del Milan è una giocata super di Kvaratskhelia, 43esimo, a regalare il raddoppio agli azzurri. Il giocatore georgiano è stato autore di un gol bellissimo. L'attaccante ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della partita. Il mio primo gol a San Siro contro il Milan. Ho aspettato a lungo questo momento. Ho lavorato per questo. Sono felice non solo per me ma anche per la squadra. Il calciatore georgiano ha poi risposto ad altre domande sbilanciandosi anche sulla stagione del Napoli. Se credo allo scudetto. Certo, stiamo andando molto bene e dobbiamo continuare così. Dobbiamo continuare a lavorare duramente, ma ci crediamo. Com'è giocare con Lukaku? Bellissimo, è una persona molto umile. Napoli, una città che vive di passione, ha concluso il talentuoso calciatore del Napoli. Anche Antonio Conte, tecnico dei partenopei, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il successo contro la compagine rossonera di Paolo Fonseca. I partenopei scappano via in classifica. Napoli favorito per lo scudetto. Qui nessuno si nasconde, nessuno fa il gioco del nascondino. Noi vogliamo vedere in maniera realistica. Vediamo quello che stiamo facendo quest'anno. Dopo 10 giornate è incredibile. Nemmeno il più folle poteva pensare una cosa del genere. Guardiamo partita in partita. Ho le spalle larghe. Ho un nome e una carriera. Qualcosa sicuramente ho pensato di aver fatto. L'obiettivo a inizio anno era tornare in Europa. Dopo l'ultima stagione ripartire di rincorsa. Nel giro di 4 mesi siamo riusciti a creare un gruppo unito e solido. È uno dei migliori gruppi in carriera. Questa partita l'abbiamo dovuta preparare con un solo allenamento. Non posso che ringraziare lo staff. Anche perché io chiedo molto a me stesso, ma anche agli altri. C'è unità di intenti, ha continuato il tecnico azzurro. Sul rapporto con Lukaku c'è grande empatia. È voluto venire a tutti i costi al Napoli. Voleva venire qui e giocare con me. Quando un giocatore è pronto a morire per la maglia, puoi chiedergli di tutto. Commentate, continuate a seguirci e grazie per l'attenzione. A presto tifosi partenopei. Forza Napoli sempre e tutto per lei.